Sta facendo più rumore un rumore negato che la semplice richiesta di farlo espressa dagli studenti. Il rifiuto del preside del liceo Tito Livio, la scuola frequentata da Giulia Cecchettin, di fare un minuto di rumore nel giorno dell'anniversario dell'uccisione della 22enne di Vigonovo ha sollevato un polverone di polemiche in una giornata che doveva essere di unità di intenti nella lotta contro la violenza di genere. Secondo l'assessore alla scuola del comune di Padova, Cristina Piva, la richiesta degli studenti andava assecondata. Volevano ricordarla proprio con questo gesto, perché si vuole togliere questo delitto dall'anonimato. Deve essere una cosa che deve fare scalpore, come ha fatto, deve fare rumore. E credo che questi ragazzi volessero anche esaudire la richiesta della sorella e ricordare Giulia in questo modo, muovere l'opinione pubblica, scuoterla da questo torpore. Secondo me i ragazzi avevano una richiesta legittima. Il dirigente scolastico del Tito Livio con una lettera aveva invitato al silenzio ad accendere una candela, mentre gli studenti avrebbero preferito fare un minuto di rumore, un rumore che in questi mesi ha portato molte donne a denunciare, come ha ricordato la consigliera regionale Elena Ostanelle. Nelle scuole, se gli studenti chiedono di fare rumore, io credo sia giusto lasciarglielo fare, perché è proprio da qui che nasce la consapevolezza per le donne di dover denunciare, ma della società in generale di dover prendersi carico della violenza contro le donne, che sappiamo essere un'emergenza. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, le richieste di aiuto sono aumentate, segno che se noi alziamo la voce e la facciamo emergere, le donne possono essere più sicure. La consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Elena Cappellini, invece non interviene sulla polemica del minuto di rumore negato, ma sottolinea la necessità di parlare ai ragazzi. Ricordo infatti che si sta pensando, io mi auguro che anche l'Università di Padova possa contribuire in questo, a corsi e lezioni specifici proprio per i più giovani per saper approcciare e capire i sentimenti.